Banca Popolare di Vicenza, ultime battute del processo sull'operato dei vertici che ha visto poi il crack dell'Istituto Bancario Veneto. Alle 14 il collegio giudicante si è ritirato in Camera di Consiglio. La sentenza è prevista per le 18 di venerdì 19 marzo. Non sarebbe al momento confermata la presenza dell'ex presidente Gianni Zonin. Stamane, nell'aula del Palazzo di Giustizia di Vicenza, blindato dalle forze dell'ordine con i percorsi diversificati per il Covid, si sono tenute le repliche degli avvocati della difesa. Un processo, quello di BPV, destinato a fare scuola, il cui esito finale è guardato con molta attenzione non solo dalle vittime ma anche da altri collegi giudicanti. Siamo arrivati alla fine finalmente ed è già un buon passo questo, quindi adesso aspettiamo ovviamente la sentenza. L'udienza di oggi non ha aggiunto granché, ci sono le repliche delle difese degli imputati che alla fine rimarcano sempre la stessa linea di tendenza, cioè che i loro assistiti non avrebbero commesso nulla, nulla sapevano e che il quadro probatorio non sarebbe sufficiente a sostenere l'accusa e la condanna. Parti civili che nell'attesa di verdetto finale si lasciano andare ad uno sfogo verso gli stessi PM. Vedersi proporre opposizione da parte del pubblico ministero, per esempio, che dovrebbe essere l'alleato numero uno delle parti civili, è una situazione che è difficile vedere in un processo penale, il pubblico ministero opporsi alle domande delle parti civili. In questo processo è sempre andato così. Un processo lunghissimo, estenuante dalle dimensioni titaniche, che però, ha detto prima di ritirarsi in Camera di Consiglio il giudice De Stefano, il Tribunale di Vicenza è riuscito a portare avanti.